Sono 989 le segnalazioni arrivate nel 2017 alla Prefettura di Venezia per abuso di sostanze stupefacenti, il 20,7% in più rispetto all'anno precedente. A preoccupare ancora di più l'escalation tra i giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni, pari al 29% del totale dei consumatori. Erano 196 nel 2014, 221 nel 2015, 250 nel 2016 e 284 nel 2017. L'escalation è dunque rapida e costante. In crescita, segnalano sempre dalla Prefettura, anche il fenomeno del cyberbullismo, soprattutto tra minorenni, sempre di più i casi in cui vengono condivise indebitamente immagini a sfondo sessuale da giovanissimi che si mostrano inconsapevoli della gravità di questi episodi. Moltissimi risultano iscritti a Facebook anche prima dell'età minima di 13 anni prevista dal regolamento del social network. Prefettura e Comune hanno quindi avviato un progetto pilota al liceo Michelangelo Guggenheim di Venezia. Le istituzioni ci sono, assicura l'assessore comunale al sociale Simone Venturini. Stiamo attivando nelle scuole veneziane fino a 75 incontri di prevenzione, sia sul tema delle droghe che in materia di cyberbullismo. Crediamo che intervenire nei licei, nelle scuole superiori, per raccontare i rischi che questi ragazzi corrono, spiegandoglielo senza farla paternale, senza moralismo, senza voglia di essere pesanti, ma semplicemente raccontando le possibilità che hanno. Possono scegliere di essere giovani protagonisti o in qualche modo dei giovani che si fidano di brutti esempi. Noi puntiamo sulla prima di queste scelte.